la pace. Kyrie eleison. Cristo, luce nelle tenebre. Christe eleison. Signore, immagine dell'uomo nuovo. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Alla nascita del tuo Figlio unigenito hai dato mirabile principio alla redenzione del tuo popolo, rafforza la nostra fede perché guidati da Cristo giungiamo al premio della gloria promessa per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli, questo è il messaggio che avete udito da principio, che ci amiamo gli uni gli altri, non come Caino, che era dal maligno e uccise suo fratello. E per quale motivo lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie. Il suo fratello. Meravigliatevi, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida ha più la vita eterna che dimora in lui. In questo abbiamo conosciuto l'amore, nel fatto che Egli ha dato la sua vita per noi. Quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità, gli chiude il proprio cuore, come rimane in lui l'amore di Dio? Figlioli, non amiamo a parole, né con le opere, né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. In questo conosceremo che siamo nella verità e davanti a Lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio. Parola di Dio. Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza. Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatto e noi siamo Suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo. Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atti con canti di lode. Lodatelo, benedite il suo nome. Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Sempre, di generazione in generazione. Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Alleluia, alleluia, alleluia. Un giorno santo è spuntato per noi. Venite, popoli, adorate il Signore. Oggi una grande luce è discesa sulla terra. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi.
Galilea, trovò Filippo e gli disse: seguimi. Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazaret. Natanaele gli disse: da Nazaret può venire qualcosa di buono? Filippo gli rispose: vieni e vedi. Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: ma come mi conosci? Gesù rispose: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il fico. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gesù rispose: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fighi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Parola del Signore. Miei fratelli e sorelle, domani celebreremo la solennità dell'Epifania, ma intanto siamo ancora in cammino di Natale e in questi primi giorni dopo il Natale la lettura è quella di Giovanni e quanto abbiamo letto ora si riferisce al giorno centrale della prima settimana di Gesù, importante. Continuano i primi incontri con Gesù, il giovane rabbì venuto da Nazaret, dopo l'esperienza gioiosa di Andrea e Giovanni in compagnia di Gesù durante un'intera giornata, ora tocca a Filippo, che Gesù incontra per strada, lo invita a seguire e Filippo, senza dire parole, segue Gesù. A sua volta Filippo passa la voce all'amico Natanaele di Cana di Galilea. A questo punto la catena delle chiamate apre verso il futuro. Un giorno si potranno vedere cose ancora più grandi, soprattutto si potrà contemplare il cielo aperto e un cielo in piena comunicazione. Principale del nostro brano è Natanaele oggi, che Gesù definisce un israelita in cui non c'è falsità. Questo israelita sincero che i Vangeli sinottici chiamano con il nome di Bartolomeo è chiamato da Giovanni col nome ebraico di Natanaele, che significa dono di Dio. Incontrare un uomo che ha fatto della ricerca di Dio il fine della propria vita realmente è un autentico dono di Dio. A Natanaele Filippo racconta con entusiasmo: abbiamo trovato colui del quale si parla, del quale è scritto in Mosè nella legge e nei profeti, Gesù, Giuseppe di Nazaret. Natanaele obietta: ma
cosa può venire di buono da quel paese, da Nazareth. Filippo insiste, vieni e vedi. L'esperienza religiosa è fondamentale per Israele e per ogni uomo o donna. Non si può parlare di Dio e di quanto lo riguarda solo per sentito dire. Bisogna fare esperienza di Dio. Ed è ciò che accade con Natanaele. Appena incontrato Gesù, Natanaele si accorge di trovarsi di fronte a uno che sa tutto di lui. Gesù prima finisce, aggiunge, io ti ho visto quando eri sotto il fico. È probabile, così gli esegeti pensano, che Natanaele stesse nel giardino di casa a meditare le scritture. Nei villaggi di Palestina non c'era casa che non avesse un giardino e non c'era giardino che non avesse il suo fico. Era tradizione. Il fico è il simbolo di Israele, utile per l'abbondanza dei suoi frutti e poi utile soprattutto perché offriva ombra durante il tempo della calura. Folgorato da questa relazione, Natanaele riconosce in Gesù colui che per lungo tempo ha cercato. Rabbi, tu sei figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Sembrerebbe una cosa ingenua quello che Natanaele dice, invece no, riconosce in Gesù quello che lui ha sempre cercato. E Gesù, perché ti ho detto che ti ho visto sotto il fico, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. In verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Queste parole di Gesù si riferiscono probabilmente alla sua vita prodigiosa o forse meglio alla sua risurrezione, però si ispirano le parole di Gesù alla visione di Giacobbe, il patriarca, che ebbe a Betel in Mesopotamia quella visione, una scala che univa, su cui salivano e scendevano gli angeli di Dio. Ebbene, di fronte a questa visione, Giovanni che cosa vuole comunicarci? È presto detto, Gesù è la scala che collega cielo e terra. Gesù è l'unica salvezza per tutti gli uomini e nessuno mai può andare al Padre senza di Lui. Dio Padre ha mandato il suo Figlio tra noi per
Lui e ai fratelli. Diciamo insieme, insegnaci ad amare, o Signore. Insegnaci ad amare, o Signore. Quando la Chiesa fa fatica ad esserti fedele, insegnaci ad amare, o Signore. Quando i cristiani non sono segno e testimonianza di unità, insegnaci ad amare, o Signore. Quando i popoli risolvono i conflitti con la violenza e la forza, insegnaci ad amare, o Signore. Quando i capi dei popoli non cercano, insegnaci ad amare, o Signore. Quando non sappiamo amare i nostri fratelli, insegnaci ad amare, o Signore. Quando il nostro cuore è abitato da sentimenti di odio e di vendetta, insegnaci ad amare, o Signore. Quando ci chiudiamo in noi stessi e non ci lasciamo scuotere dai poveri e dagli emarginati, insegnaci ad amare, o Signore. Quando il peccato offusca la nostra vita, insegnaci ad amare, o Signore. Quando non seminiamo pace e armonia nelle nostre comunità, insegnaci ad amare, o Signore. Quando non sappiamo riconoscere il tuo Figlio nel segno del pane e del vino, insegnaci ad amare, o Signore. Ascolta, Padre, le preghiere che ti abbiamo fatto, te lo chiediamo per Gesù Cristo, nostro Salvatore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite, del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, i nostri doni in questo misterioso incontro tra la nostra povertà e la tua grandezza. Noi ti offriamo le cose che ci hai dato, tu donaci in cambio per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona, giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In Lui risplende in piena luce il sublime scambio che ci ha redenti. La nostra debolezza è assunta dal Verbo, la natura mortale è in
e noi uniti a te in comunione mirabile condividiamo la tua vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli, proclamiamo esultanti la Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Preghifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente la passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova alleanza, per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su comunione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Andrea Bruno, presbiteri, diaconi, tutti consacrati. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tu ti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente,
ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri, e non abbandonarci. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi da peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Donare unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Corpo e sangue di Cristo vi guardino per la vita eterna. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida sulla strada verso il regno. Sei sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, o Signore. Il tuo pane, Gesù, che ci dà forza e rende più sicuro il nostro passo. Se il vigore la tua mano dona lieta la speranza. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida
la strada verso il regno, sei sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, o Signore. Dio Onnipotente fa che la forza inesauribile di questi santi misteri ci sostenga in ogni momento della nostra vita, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E buona vigilia della solennità di Epifania. 221. Immacolata Vergine bella, di nostra vita, tu sei la stella, fra le tempeste, ne guida il cuore di chi ti chiama, Madre d'amore. Siamo peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi. Siamo peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega